Ciao ragazzi, benvenuti a Cologna Veneta, da sempre terra di confine perché la provincia di Vicenza è poche centinaia di metri più in là, appena al di là del Qua. E da sempre questa caratteristica, soprattutto nel Medioevo, l'ha resa anche terra di cortese, anche feroci tra le signorie locali, al punto che nel 1406 il Doge di Venezia dovette intervenire per sancire l'aggregazione di Cologna Veneta al sestiere di Dorso Duro, proprio allo scopo di evitare delle battaglie estremamente sanguinose. Cologna Veneta ha avuto un passato molto importante, sia dal punto di vista agricolo che economico, artigianale e commerciale. E oggi, passeggiando per questa cittadina, si possono ammirare diversi stili architettonici che la abbelliscono e in un certo senso mantengono integra questa bellezza. Cologna Veneta riparte dalla bellezza di questi giardini, della bellezza di questo palazzo, della sua architettura veneziana e della bellezza della sua gente operosa e diligente, secondo me. Il colignese è una persona che ha un substrato culturale che trova le sue radici naturalmente nell'elemento agricolo e che si è mantenuto però nel tempo, ha saputo abbinarsi a una signorilità, una nobiltà che Cologna ha ereditato con il dominio veneziano, e quindi abbiamo tutte e due queste componenti, quella pratica agricola legata alla terra, ma anche un elemento così che guarda avanti e cerca di mantenere il buon gusto. Noi per ripartire abbiamo bisogno di fiducia e abbiamo bisogno del sostegno dei nostri cittadini che devono aiutarci a superare questa pandemia mostruosa. Il bello del nostro lavoro è proprio il rapporto umano che si ha con la clientela, che certe volte dà soddisfazioni, certe volte ne dà un po' meno, ma però resta sempre il rapporto umano che conta. Secondo me è proprio lì dal rapporto umano che bisogna ripartire alla grande.